Volevo chiederle, nei suoi libri spesso ci sono, c'è questo ogni tanto un intercalare appunto di sardo. Ecco, e questo sardo che ci caccia dentro, vuol dire che è un modo suo di viverlo, di pensarlo, di sentirlo in testa, oppure è un artifizio di tipo, diciamo, di quello che fa andare avanti il libro, ecco. Allora, per me è molto importante, perché come le dicevo prima, quando parlavamo della Sardegna, no? Io ho vissuto l'infanzia, la prima parte a Genova, la seconda qui a Milano, e mia mamma al telefono parlava il sardo con la sua famiglia, e per me, e poi come le dicevo, per i miei genitori la Sardegna era la terra promessa, come per gli ebrei, dovevamo tornare alla nostra terra promessa. Quindi quel dialetto a un certo punto è diventato la lingua della terra promessa. Quindi quelle parole sarde io ce le metto, pur non parlando il sardo, però ce le metto, come dire, perché per me erano un mito, ecco. E anche quando io parlo normalmente dico tutto in italiano, ma qualche cosa in sardo io ce la devo mettere. È un po' come gli omaggi che faccio alla Deledda, no? Una si chiama Noemi, poi c'è una nonna Lia che è scappata come la Lia di Canne al Vento, e metto sempre un omaggio al sardo e un omaggio a Grazia Deledda, che mi piace da morire, a me piace proprio molto. Ho letto anche varie volte certi romanzi